Eder. Mac. Pallister. Paola, una scrittrice di 57 anni, risiede a Braccagni, una frazione di Grosseto. La mattina di mercoledì 1 novembre, intorno alle 10, ha lasciato la sua abitazione in sella alla sua bici elettrica bianca per comprare delle sigarette, ma non è più tornata. La sua bici è scomparsa insieme a lei. Potrebbe trovarsi in una situazione difficile, poiché non ha con sé documenti, telefono o i farmaci necessari per la sua terapia quotidiana. Ha un'altezza di 1,67 m, capelli castani e occhi castani. Scomparsa con una bici elettrica bianca. Nella mattina del 19 ottobre è scomparso Rocco Iacovino da Moliterno, in provincia di Potenza. Come tutte le mattine saluta la moglie per andare in campagna, ma poi non fa più ritorno. È alto 1,70 m, ha 82 anni, è quasi calvo e ha occhi castani. Il figlio Antonio è molto preoccupato, chiunque abbia notizie avverta le forze dell'ordine. Nella tarda mattinata del 18 ottobre, dopo aver ricevuto una telefonata, è uscita di casa senza fare più rientro. Ha con sé i documenti ma non il cellulare. È alta 1,65 m, ha occhi castani e capelli castani. È una pittrice. Martedì 24 ottobre è scomparso Rocco Pellizzeri, da Bordighera in provincia di Imperia. È uscito la mattina da casa dicendo alla moglie che andava in treno a Nizza, ma non è più tornato. Il cellulare risulta spento, segue una terapia farmacologica ma non ha con sé i farmaci, ha 78 anni, è alto 1,86 m, ha capelli brizzolati e occhi castani. Scomparso da Alessandria il 17 ottobre Renzo Garbieri, ha 83 anni, è alto 1,90 m, ha capelli bianchi e occhi celesti. Si sono perse le sue tracce e la famiglia non ha più sue notizie. Chiunque abbia informazioni si rivolga alle forze dell'ordine. Simone è scomparso nel mese di agosto, era stato rintracciato dalla polizia slovena poi nessuna notizia. La mamma è molto preoccupata, ha paura che il figlio sia in difficoltà, vorrebbe notizie. È alto 1,83 m, ha gli occhi marroni e i capelli castano chiaro, e ha 34 anni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.